Salve a tutti ragazzi, benvenuti al canale, io sono Gabriel357 e oggi benvenuti e bentornati ragazzi su Farming Simulator 22, seconda parte della ottava, nona puntata, ma non mi ricordo bene. Comunque, ragazzi, ecco il bestione, il 140/90 Turbo DT Tuned con il Dondi Pack. Finalmente ragazzi ho trovato il pack della Dondi. Cazzo, ci voleva. E il bestione ovviamente non poteva mancare per una vecchia gloria, porco cane. Va che roba. Ho sonno. Sono le 10, sto registrando di fila al video del John Deere. Ma raga, là come vedete bene, no, vabbè, là ho già finito di arare tutto. Lì dovrò passare diserbante totale su tutti i campi. Round up, round up. Vabbè, comunque dovrò passare erbicidio totale su tutti i campi, se no non cioè per seminare, se no poi mi fanno tutti i casini. Quindi una punta di erbicida. Vediamo se sono buono di piantarmi anche stavolta. Come è successo nel video. Vabbè. Comunque. Ma guarda, bello di pack. Il Dondi, il 140. Ma raga. Ma raga, all'inizio non mi ricordavo manco che c'era il modello 140/90 Tuned. Mi ricordavo che gara solo il 115/90, cioè quello da 115 cavalli, 110. Sì, io non mi ricordavo che c'era anche ulteriormente il 140/90 turbo elaborato, perché questo è elaborato. Oh, ma porco cane, non sono buoni a dar dritto oggi, aspettate che tiro tutto dritto. Che raga, ormai è serio, non ce la faccio più. Poi, se non sbaglio, fa tipo 50 litri ora. Una roba impossibile. E raga, sì. No, di questi non posso mollarvi il link perché li ho trovati su dei siti che... Cioè, se sono fatti bene, ma raga, non ci sono su King Mods e... Per il 140 purtroppo c'è un po' un casino a trovarlo, sono andato su siti esterni, robe, Facebook, cioè meglio che non vi lascio il link. Perché ci prenderei più tempo a ritrovarlo che il resto. Comunque. Ma scusa, ma va avanti anche senza trazione integrale? Cioè, riesci a tirarlo anche senza trazione integrale? O si pianta? No, perché ce la fa? Sì, ok, ce la fa. Ma raga, mo vi do un esempio della mod. Se riesco. Puntato sulla Devorse, mo urto. Mo il 4x4 staccato. Se schiaccio 0, tac, si attacca quello. E se faccio così, si attaccano anche i differenziali. Mo io stacco tutto. Faccio... No! Orco! Aspettate. Così. Ah, ero qua. Così devo fare per forza. Mi sono piantato per fare la prova, ma porco due.
Che roba! Porca troia. Ma riesco a cavarmi, mo? No, non ti piantare anche con le ruote davanti, eh. Dai, Fiat. Yes! Vai! 140/90 power. Cioè, raga, andando via così a bloccaggi differenziali tutti attaccati. Tengono marcia di boh ai 40.000 all'ora. Cioè, roba da matti. Oh, ci fa una prova. Oh, via, 4x4 attacca. Bestia! No, 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 cava, cava. Là. E magari scala la marcia, se no poveretto il muro. Là. Top. Guarda che bello. Magana. Allora. Raga, comunque su farming non è mica normale. Cioè, cazzo, che cresce tutta sta erbaccia in un attimo, cacchio. Cane. Porco cane, cioè, raga, è una roba impossibile. Cioè, cresce troppo erbaccia su farming. Dovrebbero diminuire un po' la quantità. Ne. Poi era comunque, se qualcuno di voi ha un pomello da vendermi, scrivete giù nei commenti. Cioè, che prezzo? Un pomello con diametro, bah, non lo so. Diametro da toccarsi, un cerchio da indice e pollice normale. Un pomello grande, sì. Che si possa stringere. Un pomello classico, dai, avete capito? Poi il volante, poi il G29, cioè, perché fare così con la mano normale mi viene male. Sì, col volante, nel senso, mi viene male a far così, quindi mi serve il coso, il pomello. Bestia, c'è 2100 giri al minuto, 2200, 2100, 95% di sforzo, 54 litri ora. Bestia! Tutto accelera proprio a manetta. Dio Cristo. Ehi là, cosa fai? Impegni? Giù a manetta proprio, porca vacca. Dai, 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 che devo finire il video. Aia, porco cam, mi sono fatto un male boia. Raga, poi c'ho anche il collo inchiodato. Una marcia e via. E aia, che male boia. C'ho il collo inchiodato, quindi ho anche fatica a muoverlo. Del coso. A muovere il collo. A muovere il collo fa una fatica bestia. Boh. Ma raga, vorrei vedere che figura fa col bestione, dato che si avanza un minuto. Dai, 140/90. 140/90. 140/90. O la colonna. Eccolo qua, il bestione. Allora. Là. Questo. Lo mettiamo parzialmente a riposo. Là. Bene. Mo. Sì, buongiorno. Anche i masci.
Allora, comunque, raga, come vedete è fatto bene il dirt, è spalmato bene, non è esagerato, cioè. Raga, poi c'è, se guardate, questo Dondi pare fatto apposta per un trattore di sta stazza qua, non per quello, e invece è il contrario. Vabbè, cioè, non lo so, vabbè, bene, il Dondi, non so manco io dove metterlo, metterò lì, no, c'è la pala, vabbè, focus it. Bene, ragazzi, io vi saluto. Spero vi sia piaciuto questo episodio suddiviso in due parti per... Porco cane la sedia. Cane. Comunque, però ragazzi, spero vi sia piaciuto questo episodio suddiviso in due parti, ma questo è un po' più lunghetto, ma vabbè. Comunque ragazzi, mi raccomando, commentate, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi e bello a tutti raga. Ciao!